Buonasera. Buonasera, buonasera. Stasera presento io, Buonasera Mary Milani. Buonasera. Buonasera Sommi. Buonasera maestro, naturalmente, Tuccio Calogero. Io quando c'è il maestro mi arricrio, no? Lo lascio così suonare perché è meraviglioso, l'ingresso più bello. Facciamo 4 saluti così al volo. Buonasera Fabrizio Russo. Grazie. Buonasera, benvenuto. Saluto Marcellona Pisarda. Mi associo. Tutte le persone che ci stanno ascoltando momentaneamente, dopo passiamo ai salutini. Ok, ci stanno ascoltando ma ci stanno anche guardando. Certo, no? Sì. Quindi diamo la buona serata a tutti. Perché è vero, noi di solito facciamo a tutti quelli che ci guardano. Mi è piaciuta questa cosa che tu invece hai detto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché in tantissimi ci ascoltano. Macchina. Esatto. Ovviamente. Anche perché io lo dico sempre, questo per me è l'orario più bello, dove in tantissimi sicuramente sono collegati anche in macchina. Comunque mettetevi rilassati perché per i prossimi 60 minuti godremo della fantastica voce di Fabrizio. Sediamoci, va Fabri, che siamo stanchi. Senti, ma non so se hai notato il cambio di temperatura assurdo che c'è stato tra ieri e oggi. Sì. Cioè io sono arrivata in radio, sto letteralmente morendo di freddo. Stanno per ritornare i pinguini. Poi ci sono i pinguini. No, qua si sta bene. Sai a me cosa mi piace dell'inverno? Sì. Come sì? Lo so. Cosa? Che ti puoi riparare dal freddo, non è come caldo. No, proprio tutto il contrario. Che piove. Devi sapere che io, anche quando ci sono 40 gradi, non ho caldo. Ma basta che scende la temperatura sotto i 10, io freddo, non mi riparo dal freddo, posso mettere addosso tutto, freddo sempre. No, c'è una cosa che mi piace dell'inverno, solo una, poi appena finisce basta, deve tornare subito l'estate. Ah, e che cosa? Una cosa bellissima. Il Natale? Sì, esatto. È quello, il Natale. E le coperte, va bene, quelle sono bellissime, ti copri fino a qua e non puoi uscire più. Comunque prepariamoci perché sta arrivando il periodo invernale, comunque è bello e rilassante. Dopo tanto cavolo, annicchiare freddo fa bene alle ossa. No. Come no? Ah sì? Sì, diciamo che io e Sonny abbiamo la stessa stanza e poverino subisce le mie... Gli abusi. Sì, no, e io ragazzi, sono una freddolina, che ci posso fare? Comunque non siamo qui per me, ma siamo qui proprio per Fabrizio e a tal proposito dobbiamo fare un primo saluto, ovvero salutare, lo dico io, ad Alessio Ventaloro. Salutiamo il mio manager, il grande manager. Che in questo amico. Che in questo momento non c'è con noi, però gli mandiamo un bacio. Ciao Alessio, un bacio. Ciao, un bacio ad Alessio Ventaloro grandissimo. Ah, era lui? Ah, era Alessio, allora non c'era bisogno che chiudevi. Perché non me lo dicevi? Alessio. Ho detto chiudi in diretta. E vabbè, penso che lui per rispondere voleva dire che lo poteva fare, altrimenti non avrebbe risposto. Allora, noi siamo anche in collegamento su Facebook. Oggi siamo io e Fabri soli, perché la prima puntata della nuova edizione l'abbiamo fatta che c'era Nicola, quindi abbiamo avuto anche poco tempo. Abbiamo avuto anche il maestro Gianni Vezzosi. È venuto a sorpresa Gianni Vezzosi, che salutiamo. E lo salutiamo. E certo che anche sì. Anche l'amante salutiamo. Massimo amante. Tutti, anzi a proposito di questo, dopo raccontiamo anche del gesto molto bello che hai fatto sabato, dopo ne parliamo, lo racconterò io, dopo perché già ci siamo persi troppo in chiacchiere, quindi lo racconto dopo. E stavo dicendo, siccome questa sera saremmo io e Fabri soli, sicuramente ci sarà tempo anche per qualche salutino nella diretta Facebook, quindi andate nella diretta che dopo noi vi salutiamo, va bene? Niente, il nuovo brano sta andando molto bene, come sia Guerra 2, anche qui su Bella è molto richiesto, fino a oggi pomeriggio l'ho passato. Come iniziamo oggi? Proprio oggi così, iniziamo, con questo movimento così? Iniziamo così. Nell'anno 1994 io avevo appena 5 mesi. È venuto a mancare mio papà, che oggi, dopo 29 anni, fa gli anni. Quindi un bacio papà, ti amo, non mai più tanto. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schiarisce la voce, ricomincia il canto.
Papà, è una catena ormai che scioglie sangue in te. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno ascoltare tutte le parole, ti confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche la notte là in America, dove ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma se la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice. E ricominciò il suo canto. Papà, te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue in te. Scioglie sangue a rinde vene, a rinde vene. Dedicata a mio papà. Credo che come hai fatto venire la pelle d'oca a me, l'hai fatta venire un po' a tutti. Hai fatto un'interpretazione dedicata anche a tutti i papà, sì, che non ci sono più. Sì, hai fatto Buonasera, un'interpretazione Franco. Bellissima. Grazie. Hai fatto venire la pelle d'oca perché proprio si è sentita che l'hai cantata con un sentimento diverso. Sto tremando. È un sentimento d'amore che un figlio può provare per un papà, e sono sicura che il tuo papà è orgoglioso di te. Ovunque lui sia, e sono sicura che è in cielo con Dio, sono sicura che è super orgoglioso di quello che è suo figlio Fabrizio. Grazie. E oggi sarebbe contento di sentirti cantare, e sono sicura che sarebbe stato il tuo primo fan, colui che ti avrebbe preso a pedate nel popò appena non ti muovevi per andare a cantare. Ne sono sicura di questo. Mando un bacio anche a mio fratello, che è anche lui insieme a papà. Assolutamente sì, gli mandiamo un bacione grande a tutti e due, che si tengono compagnia e sono i primi telespettatori che guardano dal posto migliore. Si dice così, sai? Sì. Che quello è il posto migliore. E quindi hanno dei posti privilegiati. Spero loro. Che stanno bene. Certo. Anzi. Che sì, ne sono sicura. È una bella cosa comunque questa. Va bene, spezziamo questo perché altrimenti lo rendiamo triste. Invece no, questa sera ci vuole un gran bel sorriso, perché quando siamo su Bella ci vuole sempre un gran bel sorriso. Ritornando a quello che stavamo dicendo poc'anzi proprio di Vezzosi, che l'hai voluto salutare, dovete sapere che sabato a mezzanotte abbiamo festeggiato anche il suo compleanno e sì. Fabrizio ha fatto una cosa molto bella. Grazie. È stato l'unico che ha pensato di portare una bottiglia al maestro. Esatto, e mentre si cantava lui ha letteralmente preso la bottiglia. Il gesto più bello, sapete qual è stato? Che lui non si è proposto, nel senso che lui non è andato direttamente lui nel palco per farsi notare, per farsi guardare, o perché sai voleva... Vedi tutto tu, Io sì, voleva... Ma sai, sono le piccole cose che ti fanno capire tanto di una persona. Certe persone non le capiscono.
però sai chi lo capisce, io lo voglio dire. Lui non si è buttato, mi capisce. L'ha messa direttamente sulla cassa. C'era lì il batterista, no, era il chitarrista Carmelo, un bacio a Carmelo Cosentino, Carmeluccio. L'ha messa lì e ha detto: Carmelo, sei mezzanotte, puoi farla arrivare a Gianni? Lui si è messo dietro, in mezzo a tutte le persone, in mezzo alla confusione, nascosto. Gli hanno dato questa bottiglia e lui, il maestro, ha detto: c'è una persona ed è Fabrizio, è solo lui che ha fatto questa cosa, e l'ha chiamato. E poi vabbè, lì c'è stato l'altro spettacolo, però è stato un gesto nobile e molto bello da parte tua, perché si capisce quanto bene gli vuoi. Allora, è arrivato Francesco ed è arrivato il cantiamo. Lui odia le chiacchiere, sai? È una cosa che fa sempre. Volevo cogliere l'attimo, però. Sì. Tanto per fargliela così in faccia a Francesco. Sì, vai. Volevo fare 2 salutini importanti. Vai, Volevo salutare Pinuccio, Corrado, Alexander Ilardo e il compare di Luca Bacio, che Concetto Cardì, certo che lo salutiamo. Spero che ci vediamo presto, Concetto. Ma certo, ne sono sicura di questo. Lo saluto in quanti eventi, quante serate, quante feste, di tutto e di più. Si tornerà a divertirsi. Va bene, dimmi. Aspetta, devo salutare pure Antonello Ventaloro, sì, il papà del mio manager. Certo. E gli auguro di vederci subito e presto anche con lui. Assolutamente. C'è un film che dice, che l'hanno fatto l'altra sera, ti svelo quest'altro piccolo arcano. Ero con la mamma, perché devi sapere che la sera molte volte con la mamma stiamo fino a tardi nella mansarda, chiacchieriamo, e c'era questo film che è uscito da tantissimi anni, e quando arriva sto film io e lei lo guardiamo sempre. Sto parlando del Corvo, e dice una frase: non può piovere per sempre. Quindi è così, uscirà il sole prima o poi per tutti. Speriamo. Andiamo? Andiamo. Aria pulita. Bella lei. Dedicata a tutti gli innamorati. Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu ti dà per me. Un cielo azzurro, un grande biondo, e voglio vivere abbracciato con te. Ride pensieri, ride bicchiere, acqua sincera e su saporetto mio. Facciamo amore giù assai, stasera io e te. Ma tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Eternamente già sono con la me, notte ogni notte l'emozione da me. Sì, bella e caranata, aria pulita finalmente per me, e tu respiri a me. Ma tutta la vita resta sempre con te, tutto passato si cancella da me, perché sono innamorato di te. Tu sei per sempre, non sei passaggio, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino, che capilla è tu, sì, e tu mi porti a tu felice se sta. Giusto stato che ero solo, forse pensavo a brutte cose chissà, ma non c'è donna, tu giuro, che è meglio di te. Ma tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Eternamente già sentito la me, notte per notte l'emozione da me. Sì, bella
occhi su alla grande, maestro. Hai visto che l'emozione certe volte gioca brutti scherzi? Che bravo! Però noi, come al solito, recuperiamo al 90esimo. Ma non ci se ne accorge, Fabri, non ci se ne accorge. Come fa? Va Cioè, bene. con quelli, come si chiamano? Come si chiamano? Cosa? Come si chiamano questi? Acuti. Acuti? È un acuto quello, maestro? No, forse è un nome più... Sì, una Con quelli mezza acuto. Vabbè, più che comunque, con altro. quello... Cioè, come si fa a dire che ci sono... Cioè, Va lasci bene, a dai. tutti così. Proprio con la a prescelesso io definisco la faccia a prescelesso. Sai quando le si... A pesce lesso. Sì, con la bocca mezza aperta e gli occhi Ancora ne ha visto niente. sgranati. Ha preparato una cosa. Mamma mia, col maestro. Una cosa. Allora, io oggi ho 2 richieste. Mo' ci faccio scambiare tutta la scaletta. Guardate quello che combino io. Allora, io oggi ho 2 richieste. Lui si sta facendo le conversazioni col maestro, vabbè, mentre lui se le fa, io vi continuo a dire di scrivere su Facebook perché tra un pochino ci andremo e andremo a leggere anche i vostri salutini. Stavo dicendo, mentre tu col maestro ti facevi Yes. i discorsi per i brani, Discorsetti. io oggi ho 2 richieste, mo' ti faccio cambiare tutta la scaletta. Una è il brano tuo nuovo, no, come sia Guerra, cioè quella pure la canteremo, ne sono Sì. sicura. L'altro che come fa male? Non mi sto venendo il titolo. Sì, mentre l'orologio non Se lei anche dice, io mi ricordo le cose, lui mi guarda come per dire, ma che stai a dire? I miei capelli E io sto sulle nuvole, Ecco, i miei capelli momentaneamente. spelacchiati. Poi c'è un'altra canzone, che però questa non è tua. Sì, Questa canzone mi piace tantissimo, non l'hai mai cantata. sì. E voglio vedere come la canti, voglio anzi sentire, Sì. non vedere come la canti. Se Vediamo. ti ricordi, sempre sabato, c'è stata una canzone, io ti ho chiesto come si intitola questa canzone. Ma io me la sono dimenticata. Ricordamela. Non mi sta venendo il titolo. Volesse fermare il tempo? No. No. No, non è volesse fermare. Sì, è quella. È quella. Guarda, ma vedo sto caso. Questa. Se non me la fai oggi, me la fai in un'altra puntata. Voglio queste 2 canzoni, con queste 2 richieste. Ok. Va bene? La fai ora? Questa è bellissima, voglio sentire. Guarda, mi vedo sto caso, non riesco a respirare, se tu stai male, se tu stai male. Dimmi che serve quando ancora può durare, sto coglio che ci fa sempre sbagliare. Sto impazzendo ma che posso fare? Si può durare sempre a cercare. Volessi fermo tempo quando sto con te, perché in questa vita niente prima di te. Asciutta da chi suoccia, vieni a sterrignare con me. Sto sbagliando ma che posso fare? Sì, più forte mio. Ma sapigliamo, volessi fermo tempo quando sto con te, perché in questa vita niente prima di te. Io per l'amore, trase senza te avvisare. Mary Milani. L'amore non è età. Come si vede che siamo live, eh? Già ho sbagliato 3 volte. Non è vero. E come si può dire questa cosa? Non è vero. Sì, è vero. Bravo Fabri, grazie Allora, soprattutto perché Io sono del parere comunque che una persona non deve
elogiarsi solamente quando può. Certo. Giusto? O quando, diciamo, lo permette la situazione. Ma una persona deve anche contestare gli errori che fa. Ma specialmente sai, per se stesso. Per se stesso. Ma gli errori, infatti, cosa fanno? Fanno crescere. Bravissimo. Un errore quando si fa ti permette di capire dove sta e non farlo la prossima volta. Ma io ti dico, questo qua più che altro di essere un errore è l'emozione che mi sta giocando un brutto scherzo, e magari perché oggi è un giorno brutto, un po' importante, particolare. Sai, è brutto perché c'è la mancanza, ma è importante perché comunque sarebbe stato un giorno di festa. Non è qui a condividerlo con te, però te l'ho detto, sta nei posti migliori. Quindi lui comunque sente quello che c'è nel tuo cuore e lo percepisce meglio di chiunque altro. Sente pure che sta scoppiando. Certo che sì, ma si è umani, no? Io pensavo di essere un extraterrestre, invece. Hai dei sentimenti, Fabrizio? E che cavolo, se fossi piatto come una tavola forse de ce l'ho surf? solamente per mio papà. Se fossi... E anche per tuo fratello. E per mio fratello, ovviamente. Se fossi piatto come una tavola de surf, abbiamo preso la scossa? Sai, è un segnale. Siamo la elettrici. Scossa. E se fossi piatto come una tavola de surf, ciao, buonasera. Cioè, qua non si trasmetteva niente, invece deve essere così. L'emozione è la prima cosa che si deve dare al pubblico da casa quando ci Volevo guarda. salutare la famiglia Fazio. Mi associo. C'è stata purtroppo una bruttissima, diciamo, situazione per una persona molto importante. E mando un bacio grande a Francesco, spero che si riprende presto. Si sveglia Francesco, si sveglia perché si lo sveglierà svegliamo. Sicuramente. Lo stiamo aspettando tutti, a Ciccio. Mando un bacio a tutta la famiglia. A Maria Grazia, a tutti i figli, tutti, e aspettiamo Ciccio tutti insieme per tornare a sorridere anche con lui. Speriamo. Come abbiamo fatto sempre. E salutiamo anche la famiglia Barbera, che ieri Giuseppe ha fatto 3 mesi che non c'è più. Assolutamente sì. Un bacio. Ricordiamo tutte le persone, a prescindere da chi menzioniamo e anche da chi non menzioniamo, perché non sappiamo. Mandiamo un bacio forte a tutti. Oggi è una serata un po' particolare. Abbiamo Grazie. qualcuno è arrivato su Facebook? Salutiamo tutta Napoli. C'è qualcuno che scrive su Facebook un saluto. Vedi, Sonny subito l'ha fatto arrivare. In particolare chi ci ha salutato? Allora, sai che dobbiamo sistemare questa visione che di qua è un po' sgranatella? Allora, Andrea Celeste che ci dà ciao, Rosa, ecco, perfetto, Rosa Paribello che ci saluta. Ciao Rosa. Antonino che ci manda un bacio e ci dice ciao belli. Scendi, lui saluta, dice Giuseppe a Giuseppe, ciao ragazzi, vi voglio bene. Un bacio a te, Mauro Martinucci che ci dà la buona serata a tutti e ti dice bravissimo. Grazie. Anche Antonino ti dice bravissimo e Martinucci ti dice un saluto da Napoli. Salutiamo tutta Napoli, tutti gli amici. Salutiamo tutta Napoli. E non solo, tutte Palermo, da tutte le parti tutta da dove Messina, ci guardate. tutta l'Italia, le persone che ci guardano da fuori. Io voglio dire, a chi ci guarda da Napoli, non per forza dovete guardarci da Facebook, potete scaricare l'applicazione nel vostro televisore, così è come averci direttamente in casa, come a Catania. Basta scaricare l'app se avete internet a casa, perché ormai internet lo avete tutti a casa, o da Twitch ci potete guardare, oppure scaricate l'app, perché il sistema operativo per scaricare ce l'abbiamo tutti. Scrivete Bella Radio nel vostro sistema operativo, tipo nel cellulare che è il Play Store, scrivete Bella Radio e noi ci siamo, e poi lì basta col telecomando andate e ci guardate. Io saluto mia nonna che si è fatta internet a casa. Un bacio alla nonna. Solo per guardarci. Nonna, un bacio grande. Ciao, nonna. Un bacio grande nonna Rosa. Allora, hai deciso col maestro quale sarà il prossimo brano? Sì, come sia Guerra 2, Sonny. Allora questa è quella non nuova, è la penultima, perché ne ha fatto uscire un'altra in concomitanza di una settimana. Comunque, so di pari passo, va. Come sia Guerra 2. Lo giuro faccio veramente. Si mancano giorni in da vita mia, giuro non è già stessa. Che volesse dicere sai tanta cosa prima che ti perdesse. Giuro che è verità. Voglio che fammi sentire da moda o sapore che nelle
respiro, come se fosse l'ora ma vado abbracciato con te, si innamora sincero. Tutta la vita voglio stare con te. Stampa sto cuore, non sente come sbatte, cerca a te in sole, pace non sarà. Croce e carannale, mi fai morire quando mi chiama amore, sto male quando te ne vai. Voglio te fammi sentire la moda, o sapore che non è si va, si parla ancora dando emozione, che sento portare in questo cuore. Tu hai rubato quest'anima ma come si bella tu. Io sono geloso pure se tu guardano si malattia. Sapore carnale stivale, che sento portare in questo cuore. Tu hai rubato quest'anima ma come si bella tu. Sono geloso pure se tu guardano si malattia. Questa canzone eravamo fuori diretta perché l'abbiamo presentata insieme. Sì. Fabrizio mi ha detto una cosa, certo, però come si a guerra uno è sempre come si a guerra uno, e io ho detto ma sai che secondo me man mano che l'ascoltiamo invece anche questa prenderà il valore. E ti dirò Fabri, a me mi sta piacendo da morire. È vero, uno dice c'è la 1, ma perché uno parte col presupposto che c'è la 1, perché se avesse avuto un altro titolo non andavi a fare quel riferimento. Però a me mi sta acchiappando assai perché c'è proprio un cambio di sound, un modo anche diverso, però che racchiude diciamo la stessa storia, assolutamente, con diciamo un continuo, un seguito. Però è bella, mi piace questo tra rito l'altro l'ho così. Scritta io questa canzone, esatto, proprio esce dalle mani di Fabri, dalla penna, anzi dalla penna d'oro, nero su bianco come si suol dire, ed è venuta fuori un'altra bella canzone. Parlando sempre di canzoni, sì. Oggi sto sembrando una macchinetta, inizio Sì. a parlare, non la smetto più. non gli puoi dare, e che quando so, mai? Cosa? che ho sete, E te l'ha nascosta ma lì. una Coca-Cola, una Guarda, Fanta. te l'ha nascosta lì dietro l'acqua. Lo so. Dai, che so, un primo piano a Mary, maestro. Ok, ci penso io. Stavo dicendo, vabbè, mi rispondi dopo perché il discorso che stavo facendo avevo bisogno di Fabrizio, ma Fabrizio deve andare a bivirarsi, come si suol dire. E io quindi... devo passare le cagne. E vabbè, se io sono qua, vai, non ti preoccupare, vai. Ma dai, stiamo scherzando. Ecco, esatto. Stavo dicendo che nelle scorse puntate, se voi avete seguito, e sono sicura di sì, se non lo aveste fatto su YouTube ci sono tutte le puntate. Andate nella pagina YouTube di Bella, basta scrivere Bella TV su YouTube e guardate, lì troverete tutte le vecchie puntate di Fabrizio. E stavo dicendo proprio questo: nella scorsa puntata abbiamo parlato di quello che è il progetto dei brani futuri di Fabrizio e volevo chiedere proprio questo, se a distanza di una settimana aveva già pensato, perché c'erano 7 brani, 2 sono già usciti, quindi ce ne sono 5 nel cassetto, se già aveva pensato, se si stava continuando anzi a muovere nella direzione di uscita dei brani. Però no, aspetta, ti faccio parlare. Però no subito, perché ne hai fatti 2 una dopo l'altra. Quindi almeno aspettiamo dicembre? Ah? Ti è arrivato un ti amo, dicembre, Fabrizio? ma che dici? A novembre no, Ma perché sì, è il mese dei morti. Fino a ottobre. Fino a ottobre. Dai, aspetta che ti è arrivato un ti amo, vediamo chi lo scrive. Allora, un saluto da Napoli, Valentina Messina che ci dà la buona serata. Ciao Vale, una buona serata a te. E poi Rosy che scrive: ti amo. Sono Grazie. Lena Beninati.
forse non l'ho capito. Poi c'è Salvatore che ci saluta da Siracusa. Da Siracusa, ciao a tutta Salvatore. Siracusa. Ciao a tutta Siracusa. Poi c'è chi lascia il numero di telefono. Saluti da Nocera Inferiore. Ciao Saluti. ragazzi. Hai visto che abbiamo tutta l'Italia che ci segue? Sì. Dobbiamo fare un bel brano per tutti. Quale hai scelto col maestro adesso? E smettere qua di conquistare i cuori di tutti. Va. Andiamo, vediamo cosa ci regala adesso. Mary, senti qua. Rimede, ho preso un sacco di cotte che al massimo un mese duravano. Erano storie banali che subito poi si cancellano. Conoscevo le frasi d'amore nascoste nell'anima. E non pensavo mai di stare male anch'io. Come mi batte il cuore quando fai l'amore senza far rumore. Manca un po' respiro, muori di piacere, ma son solo attimi. Come mi piace di stringermi a te, vorrei restare la notte con te. È bello far l'amore con le tue parole, quasi indici farabili. Voglia di gridare, di spaccare il mare, ma son solo attimi. Si feci tanto, fra un po' andiamo via, ma con me ci stavamo pure io. A volte ero scemo, ma tanto scemo. Che scemo io. A giorno come quando parega di tu. E mo l'indifferenza tua mi fa sta male. Che scemo io. Se ti ho perduta, la colpa non è stata tua, la colpa mia. Che ti vedevo l'idea, la sposa mia. Che scemo io, a giorno non ti voglio niente pensa, te ne caccia ritorna. Se l'immagine che non mi fa più cagare, stringe pugna non chia, faccia guerra con tempo, non consumo ogni chioro. Sulla me, accerenne e Non te la seri di panna, non mi può fare unire. voglio morire per te. Sto campando sulle ricordi e ricordi sì tu per me. Dedicata alla famiglia Famà con tutto il mio cuore. Vorrei morire, non pensare a questa mia vita, Così complicata. con i tuoi figli, l'altra l'amore, La devo accettare. questo mio errore, e tu hai ragione, puoi anche vivere e non farti male, con farmacio gocce. E diamo un senso a questa vita, Dio perdona i miei peccati, ma chi è più forte
morte me, io non già faccio la casa. Oggi pensate pure ma scordate. Magari pure sempre a lasciare. Io non vedo via d'uscita, noi la más parte sta vita, sto qui la pazienza, corre sempre tu sai, sta diventando tutto un'ossessione, dimmi come già vivrà così, non ti senti in amante vita mia, per me sia sempre importante sempre che io, se lei con me voleva un bambino, ma per sentirsi più vicino, ma poi non posso oh mamma mia, tu sai già. St'amore nostro è troppo complicato, dimmi come già vivono così, amore, sì, un'ossessione, ossessione, ossessione, sì tu, ossessione. Grazie. Salutiamo Maurizio. Salutiamo Maurizio e Fabio e tutta la famiglia. Maurizio Sigaretta che quando arrivava e c'era impazziva. Gianni, questa canzone era sempre per lui. Questa sera stiamo ricordando tante persone. È giusto così, no? Bella questa cosa. Mi ricordo benissimo di queste cose perché al Fortino, all'epoca facevamo tante serate al Fortino con il comitato. Chi non se le ricorda? Per chi non fosse di Catania, è una piazza molto nominata di Catania che si chiama Piazza Palestro. Ed è soprannominata da noi catanesi Ufuttino. E lì facevamo tantissime feste, si montavano dei palchi grandissimi. Esatto. Ma davvero ragazzi, le feste del Fortino sono le feste del Salutiamo Fortino. Alessio che è in macchina che ci sta ascoltando. Alessio! Cazzi, Ma noi già ti abbiamo salutati. Salutiamo Alessio. Questa sera ci manchi il manager del nostro Fabrizio, Alessio Ventaloro. Un bacio, E tutta Alessio. la mia famiglia Ventaloro. Certo, perché per me ormai sono lui, Silvia, la piccola, il piccolo, tutti, il fratello. Tutti sono la tua famiglia, la è mamma, normale. il papà, per me sono la mia famiglia. Gli mandiamo un bacio grande. Grandissimo. E quindi stiamo dicendo che quando si cantava in questa piazza c'era Vezzosi, Maurizio era sempre sul palco, lo guardava e voleva non vedeva l'ora che arrivasse Ossessione. Esattamente. E infatti era Maurizio, sì, in Ossessione. Un bacio grande. È bello ricordare questi momenti perché li riportiamo in vita quei ricordi come se fossimo lì in quel determinato momento. Quindi insomma, anzi speriamo che presto riusciamo a fare una bella festa al Fortino. Lo spero, me lo Dove auguro. magari tu sei il protagonista. Ma dai, speriamo che... Oh, stasera mi sta parendo un cioppo negativo. No, vabbè. È bello vivere di sogno, però. Certo. Allora, tu devi sapere una cosa importante che non ti devi mai dimenticare. I sogni. Fin quando si sogna, si è vivi. Certo, quello sicuramente. Perché si sogna sempre di raggiungere degli obiettivi. I sogni sono belli, però. Ma poi se si raggiungono, ma poi sai cosa? Nella vita ci dobbiamo mettere in movimento per realizzarli, altrimenti la vita sarebbe troppo piatta, se torna sempre là. Se noi non ci smuoviamo il popò per andare a realizzare travagliato molto nella mia. Lo so, ma credo un po' tutti, no? Però dobbiamo avere sempre quei sogni e soprattutto sognare come se si fosse bambini, perché l'animo dei bimbi è sempre quello più puro, essere un po' degli eterni Peter Pan. Sono d'accordo. Io sono un'eterna Peter Pan. Certe volte mi dicono: ma tu vivi nel mondo delle favole? Sì. E quindi? E allora? Posso sognare anche io? Con la polvere di fate? Certo. Capito?
prima o poi la troverò una fatina che mi farà volare senza bisogno della Red Bull. Va bene, allora ritornando Alessio, la prossima volta che manchi mi arrabbio. Vai, vamos. Non posso essere scontrosa in diretta. Cosa, besame otra vez? Che sei parlato in spagnolo? No, vediamo cosa suona il maestro. Vediamo. Mentre l'orologio non cammina, sono che quanto tempo si è fermato qua. Salutata che si faccia scura e non va passare. Ma carezza ancora non ricordo quando è nata la lacrima di marrupa. Sento dure che mi se ne chiude e non voglio tornare. Dicono io non ci sto male, anche io oggi ancora mi domandi te. Ma tutto questo resta ormai sonno, con tu stai facendo senza pensare a me. Come fa male non ci credo ancora che da niente bene è scurata di me. E mi sono nato posto vita ed è bastato poco per da tutti e te. Come sono scema che ti penso ancora mentre tu passo dietro siamo a chi non ha. Che non sape niente di questo amore e quando mi è giurato che mi era sposato. Sa questo si fa stesse cose, tutto che legato è fatto insieme a me. Mentre non si passa zitto cuore, tanto sai che io ancora chiama a me. Quando stai per me pensato giuro, l'occhio finge sempre come tu sei fatto. Una bugia racconta in cielo. A me m'è scordata già. Sai pure mamma, ti penso ancora, e tutto che sta a te non se l'aspettava proprio. Ha detto sempre che lo devo bene e non può mai far niente. Quanti volte hanno pensato no, ma le creature figlie fatte insieme a te. Ma tutto questo resta ormai un sonno, una tu stai facendo senza pensare. Come fa male non ci credo ancora che da niente verde è scurata di me. E mi sono nato posto vita che è bastato poco per da tutte te. Come sono scema che ti penso ancora mentre tu passo tempo insieme a chi non ha. Che non sape niente di questo amore e quando mi è giurato che mi era sposato. Chissà questo si fa stesse cose tutte che magari hai fatto insieme a me. Mentre non passa zitto caro, tanto sai che io ancora chiama a me. Quando stai per me pensato giuro, l'occhio finge sempre come tu sei fatto. Una bugia racconta in cielo. Che ti scordata già. Come fa male. Oggi l'amore mi ha fulminato il cuore. Se ti fulmina il cuore così fanno un poco male, però è una scossa elettrica di quelle brutte. Perché prima l'hai detto. Infatti, no, sto dicendo, siccome hai detto mi ha fulminato il cuore, non in questo senso, però. Nel senso di tutto il complesso che abbiamo detto e fatto stasera, no? Questa sera è una serata bella. Questa qua, Come fa male, è l'ultimo brano in concomitanza con Come sia guerra 2, perché ormai per me sono uscite insieme, che Fabrizio ha fatto uscire, quindi lo trovate anche su YouTube. Basta scrivere Fabrizio Russo, lì trovate tutte le canzoni di Fabri. Tra l'altro c'è anche il numero telefonico per contattare Fabrizio per gli eventi, per le serate. C'è un numeretto. Lo sai a memoria? Perché io lo so a memoria. No, non lo so a memoria. Io sì. Dillo tu. Lo vuoi vedere quanto sono brava? Sì. Voi nel frattempo, io sto prendendo tempo, così voi potete prendere carta e penna e lo potete scrivere.
Il numero da comporre per contattare Alessio Ventaloro nonché il manager del nostro Fabrizio è il 348 04 87 034. Allora lo sai a memoria? Certo. Non è vero ragazzi, è una bufala perché ce l'abbiamo scritto in sovraimpressione. Ma io non ho guardato, guardavo te. Lo so, sei stato bravo. Io guardavo là perché in realtà non lo so a memoria. Dovessi ricordarmi tutti i numeri, certe volte confondo quelli di Radio Antenna 1 con quelli di Bella Radio e viceversa. Però ragazzi, per chi lo vuole lo potete vedere esattamente qui in sovraimpressione, scritto qui sotto in rosso. Altrimenti chi ci ascolta in radio e ovviamente non può guardare la TV, potete contattare il nostro Fabri direttamente su Facebook, su Instagram o su TikTok, oppure no, perché c'è bisogno dell'amicizia, oppure Alessio, esatto. Anzi, ricordiamo i contatti, Fabri, dai. I miei? Dai, certo, no, chi li me? Fabrizio 19 Official su TikTok. Seguitelo che Fabrizio fa le Russo dirette. privato. Su Facebook. Sì. E su Instagram Fabrizio 19 Official. Quindi mi raccomando, seguite Fabri, così comunque ci sono anche gli eventi, le serate, i vari eventi privati, perché oggigiorno fortunatamente si sta lavorando tantissimo anche con gli eventi privati. Quindi feste, compleanni, sì. Chiamate il nostro Fabri, qui è un assaggio di quello che lui realizza durante le serate. Allora, il tempo sta quasi per esaurire, quindi altro brano? Sì. Quale facciamo? Sempre un brano d'amore facciamo. Scusami, ti pareva. Oggi hai cantato pochi brani tuoi. Se c'era Alessio ti prendeva. Ma lui mi vuole uccidere. Bella lei! Alessio, acchiappa te. Ci appicciamo quasi tutte le sere. Si volimmo non assai bene, facciamo guerra pure che pensiero, però già mamma non sa c'è buona se tu si rimane o si rimane, non stiamo lontane, appiccia ancora una sigaretta, parlando noi, tu sai per me, tu sei l'aria che respira. Angeli ora quando non mi stai vicina, non mi sono sentito mai così desiderata. Tu mi hai voluto pure quando hai sbagliato. Tu dico scusa se io t'ho trascurata, forse st'amore che non l'ho meritato. Tu sei perfetto, sai sono io che l'ho sbagliato, ma poche emozioni da st'amore a regalare. Cantando a te questa canzone, sperando che ti piglio bene di tuo cuore. Tu sei per me, tu sei stato sempre l'unico amore. Mi hai fatto vivere speranza, ma non sapevi me te va a morire. Però ti prego amore, non ci appiccicarmi più. Tu sei per me, tu sei l'aria che respira, cancelli ora quando tu mi stai vicino. Non mi sono sentito mai così desiderato, tu mi hai voluto pure quando hai sbagliato. Non dico scusa se io t'ho trascurato, forse st'amore che non l'ho meritato. Tu sei perfetto, sai sono io che l'ho sbagliato, ma poche emozioni da st'amore a regalare. L'aria che respira. Grazie. È il nostro Fabri che canta Live. Anche questa la potete trovare su YouTube, ovviamente. Esatto. Quanti brani sono usciti? Spotify? Beh, ricordiamo che insomma li potete trovare ovunque. Stavo dicendo appunto che a ottobre, ma fine ottobre. Ma tu che ne pensi se io a fine mese? No, nada non dico niente. Tu che ne pensi se io a fine mese faccio quella cosa
Quella canzone? L'ho capito che è quella. L'ho capito. Ma me ne fa uscire 3 in un mese. Ma potrebbe andare quella là? Certo che potrebbe. È quella che tu vuoi far uscire. Lo dici esatto. da un sacco di tempo che volevi farla uscire. Direi che sì, prima di Natale quella, poi nel periodo di Natale ce ne vuole un altro tipo. Non possiamo. No, tu non hai capito qual è la canzone che diciamo noi? No! Sì! Quella? Esatto. Allora, aspettate, io avevo capito perché settimana scorsa, no, ve le svelo tutte io le cose delle fuori onda. Settimana scorsa, dopo la fine della puntata, dovete sapere che noi ogni qualvolta che finisce la puntata ci mettiamo a fare un poco di Cuttiglio catanese. Esatto, no, non è vero, ci mettiamo a chiacchierare perché ovviamente ne cogliamo l'attimo per chiacchierare un pochetto. E Fabri mi ha fatto ascoltare una cosa. Io sono rimasta così, gli ho detto: ma ti è venuta un'idea strafiga, non posso dire cosa. E io ho detto: smuoviti, non ci perdere tempo. Se è questa, allora sarebbe bello anche, come dice Sonny, nel periodo di Natale, per come è fatta la canzone. Io pensavo che tu ti riferissi all'altra canzone. Però quella precisiamo che non è una canzone natalizia. No, non è una canzone natalizia, esatto. Però per come è composta ci sta bene nel periodo di Natale, capito? Perché non lo posso dire, però hai in mente cioè quando io l'ho sentita sono rimasta così. È bellissima la cosa che sta, la canzone. Grazie. Bellissima, una bomba. Secondo me spacca di brutto, ma proprio di brutto, perché ha fatto una cosa bellissima. No, non dico niente. No, ma questa è proprio una bomba. Non la farò ascoltare a nessuno. Pensavo che ti riferissi all'altra cosa, l'altra canzone, quella lì quando noi eravamo in diretta. Hai detto: la prossima canzone sarà una canzone molto particolare, non sveliamo non sveliamo l'argomento perché altrimenti si capisce. Pensavo ti riferissi a questa. Se quella secondo me anche, come dice Sonny, inizi dicembre sarebbe perfetta, così tutto il periodo di Natale ce la cantiamo, che ci cade a fagiolino, fagiolo. Fagiolo, ok, ha proposto pure lui fagiolo, quindi facciamo fagiolo. Allora io credo che un altro brano e poi dopo ci salutiamo e chiudiamo con l'altro, quindi ancora ce la facciamo. Quindi io devo fare 2 brani, no? Sì. Allora, Sonny, Besame o traverso? Stavo per dire questo, me manca il non è che ora dobbiamo accantonare. Stanotte con te. Le tue labbra salate. Yes! Per la gioia di Mary Milani. Dimmi ancora cosa c'è, forse non capisci che è impossibile per me starti lontano. Non sai quanto ti vorrei, per te giuro impazzirei. Voglio solamente a terra, così male. Non lasciarmi qui dai resta, che la notte è ancora lunga, solo un'ora non mi va. Una voglia matta di parlare, stanotte con te. Le tue labbra salate dal mare, ti voglio per me. Svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame o traverso. Quando mi guardi sai ma tu mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente ti porta alle stelle con me. Dai, 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 dai. Di te ti voglio stringere, parla ancora, per me sono pazzo di te, giuro che già sei entrata nel cuore, che mi fai non me lo so spiegare, questa voglia di te che fa parte di me, mi tormenta la testa, mi fa perdere quando a volte mi parli d'amore, giuro che non mi fai ragionare, una voglia matta di parlare, stanotte con te, le tue labbra salate dal mare, ti voglio per me, svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame o traverso. Quando mi guardi sai ma tu mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente mi porta alle stelle con te. Dai, 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 dai. Quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame o
otra vez. Quando mi guardi sai ma tu impara, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente mi porta alle stelle con te. Na, 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 na. Grazie. E il besame otra vez. Besame. Yes. Questo ci fa ballare. Besame, lo sai perché mi siedo besame. sempre? Sei stanco? Stamattina mi sono alzato alle 6. Sono andato al lavoro. Bravo, sono ragazzo. tornato alle 6. Bravo ragazzo, 12 ore non stop? Esatto. Che? Oh, porca miseria. Oh, per dindirindindina. Aspetta, prima devo dire una cosa che me l'avete fatta dimenticare. Ah no, me la sono ricordata. Ha detto in piedi? Sì, ha detto in piedi perché siamo ai saluti. Però prima voglio dire una cosa per poi chiudere con l'ultimo brano. Stavo valutando, mentre stava cantando, perché io me ne vado di là, nel frattempo ballo, mi do la pazza gioia. Stavo valutando una cosa, che da quando stiamo compro una vocale e chiedo l'aiuto del pubblico. Da quando stiamo facendo i programmi su Bella, Fabrizio sta sfornando un brano più bello dell'altro, ragazzi. Grazie. Sta sfornando un brano più bello dell'altro, perché vedi, quando è uscita Besame attraverso gli ho detto bellissima, questa spacca. È uscita Come sia Guerra 2, bellissima, questa spacca. Mi ha fatto sentire tutte le bellissima, questa spacca. Come fa male è bellissima, anche se è un po' triste, ma spacca pure. Quindi insomma sta portando bene, sta portando bene. Un brano più bello dell'altro, e poi qui ne stiamo sfornando tra l'altro uno dopo l'altro. Dobbiamo dire grazie a qualcun altro anche per questo. Grazie. Anzi, soprattutto grazie a Alessio Ventalone. Ad Alessio, bravo Ale. Ti mandiamo un bacio, anzi vieni, alziamoci. Ne mandiamo perché... tre. Uno per me, uno per Mary e uno per te stesso. Esatto, perché qui abbiamo fatto una bellissima squadra e si stanno realizzando cose meravigliose, perché mi ci metto pure io di mezzo. Salutiamo pure la grandissima nuovamente. Sì. Marcella Ravisarda. Certo. Ah, sì, la grandissima. Un bacio. Ti voglio bene, un bacio a te Valentina e Piccoletti. Mattia, Chanel, insomma tutta la famiglia al completo. Esatto. Il maestro Tuccio Calogero, un ringraziamento speciale. Quello lo volevo fare alla fine e tu? Rompo le scatole. Aspetta, cancelliamo questa parte. Ringraziamo Sonny. Ecco, per favore. Ringraziamo Franco. Aspetta, non è successo bene. Devi fare così. Un ringraziamento speciale per Sonny, guarda che succede. Un ringraziamento speciale per Sonny. Gli applausi grandi. Un ringraziamento particolare per Franco. E un grazie al maestro Tuccio Calogero, il numero 1. Più forte. Maestro. Allora, noi a questo punto, mi è uscito un noi acuto, ricordiamo, dovrei cantare pure io con questi acuti che tengo, ricordiamo che venerdì c'è la replica, quindi guardatela, sempre alle 20, la vuoi? Sì. Sempre alle ore 20, quindi venerdì sera alle 20, replica da non perdere assolutamente, e poi come sempre la puntata caricata su YouTube da poter guardare tutte le volte che volete. Francesco, entro 3 mesi però. Francesco, qua ti stanno a prendere in giro, hai capito? Sta con la testa bassa, tipo che il conto non è suo. No, verrà caricata presto e quindi là ci sono anche tutte le altre, potete rivivere con noi tutte le emozioni che il nostro Fabri ci regala di puntata in puntata. Stasera ci sono le partite? No. Ok, allora vi auguriamo a tutti una buona cena, se non l'avete fatto, se l'avete fatto un buon digestione e soprattutto una buonissima e dolcissima serata. Esattamente. E noi vi salutiamo da parte di tutta Bella e noi vi salutiamo ovviamente con lui, Fabrizio Russo. Arrivi mare, annanza luna, ci pasiamo, abbracciamo, spugliamo e poi facciamo amore. Lontana noi, ma in un minuto, tutto è buono che luce, un mondo rammagiando sti cuore. Voglio a te, pure quando sei troppo gelosa, tu mi fai morire, si può pace da chiedere una scusa. Insieme a te, se fa luce pure quando è scuro. Tu per me, si ne frega che non passa mai. Ma come si bello e si ti guarda, ma innamoro sempre più. La voglia mia soltanto mia, e rompete nessuno giù. Ma come si guerra, tu si
Sappiamo che è peccato, faccio tornare a passare, perché si stanno insieme, torniamo a ciappicciare. Giuro che l'ora di mammato, e poi non torno a giocare, ma sono solamente bugie, perché non ti saccio di ma sono ancora innamorato, e che ci posso fare? Saccio prova di tu giuro, ma non ti saccio di ferma sto tempo qui in mano, senza un paio campanato, perché sto cuore è malato, niente ormai più può sarà. Mi manca sapore, mi manca sta voce, mi manca le notti a fare amore con te, mi manca le vase, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te. Prossima, un bacio a tutti quanti. Ciao.